mister Grimaudo, buona la prima, si ricomincia esattamente da dove era finita. Se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo che sia una buona stagione per l'Ascari Cefalù. Come la vede la prestazione odierna e quali sono gli obiettivi stagionali dell'Ascari Cefalù? Ma diciamo che sicuramente la vittoria è sempre una buona cosa. Quando una squadra vince siamo tutti contenti, ma è normale che veniamo da un periodo di precampionato, perciò c'è anche un po' di pesantezza sulle gambe e dobbiamo lavorare su alcuni punti per arrivare proprio, diciamo che adesso posso dire che i miei ragazzi sono al 70%. Sono contentissimo per la vittoria che hanno fatto e che hanno rimontato un 2-1. Perdevamo 2-1, perciò sicuramente vincere 3-2 significa che i ragazzi caratterialmente ci sono e questo è fondamentale. È normale che diciamo, per noi la stagione deve essere importante, ci aspettano tutti, perché è normale che l'anno scorso, avendo fatto una finale di playoff, è normale che non ci possiamo nascondere. Certamente mettendo sempre dei valori che abbiamo sempre messo l'anno scorso, che è l'umiltà, la voglia e la grinta, sicuramente dovremmo fare questo campionato per cercare di vincerlo, mai di arrivare playoff. Però se non mettiamo queste componenti sicuramente saremo una squadra mediocre, perciò i miei ragazzi sanno benissimo che dobbiamo lavorare bene per arrivare a un traguardo. Ottima la reazione dei suoi ragazzi, che si sono trovati per ben 2 volte sotto e per ben 2 volte sono riusciti a recuperare la partita e poi addirittura a vincerla. Tra l'altro sembrerebbe che rispetto all'anno scorso il gioco sia ancora migliorato da quel punto di vista, quindi la tecnica è ancora più avanzata, il gioco finalmente si vede, il vero gioco di mister Grimaudo col passare del tempo sembra vedersi sempre di più, quindi ci sono tutte le componenti per una grande stagione. Lei è d'accordo con me? Ma sì, te l'ho detto, sicuramente siamo al 70%, è normale che oggi ci sono state delle frazioni di gioco fatte per bene dalla squadra e la cosa importante è stata questa, che per me è fondamentale recuperare un 2-1 che insomma non era facile con il caldo che c'era, perciò questo è di buon auspicio, perché significa che i miei ragazzi caratterialmente ci sono ed questo è fondamentale per affrontare un campionato. Si aspetta ancora qualcosina dal mercato? No, va bene così, siamo un ottimo gruppo, i ragazzi che sono arrivati grazie alla società hanno rinforzato per bene questo gruppo, perciò dobbiamo solo lavorare. Bomber Gabriele Butera, il grande acquisto della stagione di calciomercato estivo della Polisportiva Cefalù per sopperire alla cessione del bomber Giovanni Sferruzza e subito battesimo con gol. Quali sono le sensazioni della prima gioia in maglia giallorossa? Allora, intanto inizialmente da dire che la squadra comunque mi ha accolto abbastanza bene, già i ragazzi si conoscevano tutti, ci conoscevamo, anche gli avversari. Sono stato integrato bene nel gruppo, ma non avevo dubbi comunque. Alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare di squadra, abbiamo prodotto, abbiamo cercato un'insistenza di pareggiare, devo essere subito andati sotto e alla fine è andata bene, dai. Ti sei posto un obiettivo in termini di gol in questa stagione? Un obiettivo ce l'ho, però non lo dico, preferisco alla fine. E per la gara di ritorno come la vedi contro il Nicosia? Devo dire che la squadra di Nicosia mi ha ben impressionato, è una squadra comunque organizzata, devo dire che sta bene in campo, giusto dare merito anche agli avversari, squadra veramente tosta, non la conoscevamo, ora l'affronteremo col piglio giusto, sapendo che comunque non possiamo lasciare niente a caso. C'è qualcuno dei nuovi compagni che già conoscevi prima di firmare per la Polisportiva l'Ascari Cefalù? Sì, no, conosco, come ti dicevo poc'anzi, conosco un pochettino tutti come avversari, c'è stato sempre un tanto rispetto anche giocando con, però un buon rapporto con Michele, che lui già era qui, anche lui si è parlato un poco di questa avventura, è bastato veramente poco con i dirigenti metterci d'accordo per poter sposare questo progetto. Ti sei sentito con qualcuno prima di cambiare club? Magari qualcuno che ti ha convinto? No, ti devo dire che c'è stata qualcosa magari con qualche altra società, però probabilmente è stato il primo incontro che ho fatto con i
dirigenti, con il DS Rolando Fiducia, con cui è durato veramente molto poco il nostro matrimonio.